È una sfida aperta a livello regionale, altro che quello che appare sulla stampa. Vedremo il 28 e 29 di marzo quali sono i risultati e come i cittadini veneti decideranno di affrontare questa campagna elettorale, quali saranno i risultati, così come vi chiedo a tutti voi uno scatto di reni forti in questo momento sulla sfida che abbiamo su Venezia e sulla regione. In questo momento parte un'azione che deve essere ancora più forte, ancora più convinta, che possiamo farcela, che abbiamo i numeri per essere soggetti leader della politica sul nostro territorio. Credo che il lavoro che si sta facendo in questi giorni, di parlare alla gente, di spiegare le ragioni e la bontà del nostro progetto, sicuramente darà frutti nel Comune di Venezia, sicuramente darà buoni risultati all'azione che stiamo mettendo in campo a livello regionale. Ringrazio quindi tutti voi, vado come vedete velocemente, poi chiuderemo stando un po' in compagnia con Piero con un breve momento di saluto amichevole. Do la parola a Giuseppe Bortolussi, che in questo momento sta girando il Veneto e credo subito dopo questo incontro dovrà partire per Verona. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Vedete, anche la voce testimonia di questo sforzo, non ero abituato. E guardate, girando il Veneto ho trovato tante cose, ho capito anche tante cose. La prima, che c'è un partito che ha voglia di esserci e che ha voglia di vincere, che ha voglia di testimoniare che c'è un Veneto diverso. E questa è una cosa importantissima. Io non frequentavo, non sapevo, ed è stata una gradita sorpresa. Quindi i sondaggi dicono che siamo molto indietro, almeno a livello regionale, per fortuna non a Venezia, per fortuna. Ma vedete, anche questo deve essere uno stimolo. Ne abbiamo viste tante in passato, abbiamo visto anche che ci davano vincitori e non è stato così, ma ci hanno visto anche altri sondaggi in cui ci davano perdenti e ce l'abbiamo fatta. Vedete, questi sondaggi bisogna credere come stimolo a fare di più, a dare di più. È importante in questo momento. Guardate, io respiro un clima, vado in certi posti del Veneto, per esempio ho incontrato delle cooperative sociali in una parte del Veneto dove queste sono numerose e mi hanno detto, quasi chiedendo aiuto, fate qualcosa, perché stavolta ci hanno detto o li facciamo votare o non ci danno più i soldi. Capite il clima che si respira, l'aria che c'è in giro? È questa. Io, guardate, dico anche la verità, probabilmente non mi sarei neanche candidato se il candidato alla regione fosse stato uno del PDL. Essendo uno della Lega, ho veramente l'impressione che il Veneto cambierà profondamente se vinceranno loro. Siamo a un bivio, a una svolta. Bisognerebbe impedire di andare da quella parte. Guardate, quando si parla di solidarietà, quando si parla di integrazione, io non riesco a capire quei cattolici che in questi giorni hanno dichiarato, per carità non sono tutti e sono stati anche smentiti, che dichiarano di andare dall'altra parte. Non capisco. È una parte che strutturalmente nega la solidarietà, nega l'integrazione. Come fanno ad andare da quella parte? Come fanno i giovani acriticamente a non capire che futuro avrà il Veneto se vincessero loro? E in ogni caso, anche se vincessero, se non ci sarà una forza di opposizione forte, una forza di opposizione che sappia in ogni caso contrastarli. E questo è il problema, vedete. Io mi trovo un po' a disagio, non sono abituato a queste cose. Io sono abituato molto modestamente a fare il mio lavoro e mi trovo adesso in mezzo a una battaglia che va al di là delle mie capacità, delle mie possibilità, ma per fortuna ho trovato tanti amici, ho trovato tante persone disposte a lottare assieme. E vedete, bisogna che ci muoviamo, perché gli argomenti li abbiamo tutti. Anch'io avevo un'idea diversa prima di inoltrarmi, prima di conoscere a fondo questi problemi. Quando ho scoperto certe cose mi sono meravigliato, io che di solito studio, ricerco, cerco di capire le cose, e mi sono meravigliato di questo fatto, di come questa regione non sia stata governata. Guardate, il fatto che manchi lo statuto, ne accennava Lucio, è una cosa fondamentale. Questi parlano del federalismo futuro che verrà, ma quello che era possibile, che loro potevano fare, non l'hanno fatto. Lo statuto
Veneto, legge fondamentale, sì, regola i rapporti di potere tra il Presidente, la Giunta e il Consiglio, regola anche quelli che sono gli emolumenti dei consiglieri, visto che si parla tanto del costo della politica, ma regola soprattutto una cosa, quelle che sono le competenze da attribuire alle province e ai comuni. Il governo più vicino ai cittadini, quella famosa sussidiarietà, poteva esserci un federalismo già adesso istituzionale e invece non c'è nulla, non l'hanno fatto. Ma vedete, non l'hanno fatto solo perché quando mancano le regole c'è la discrezionalità. Vedete, mancano tante cose, Lucio ci accennava, ma io voglio ripeterlo, perché vedete, mancano tutti i piani, manca la programmazione, e quando non c'è la programmazione vince la discrezionalità, vince il favore fatto agli amici degli amici. Manca il piano sociosanitario, manca il piano energetico per le energie alternative, manca il piano delle cave, il piano dei rifiuti, il PTRC, il piano regionale di coordinamento territoriale, che non è una cosa da poco. Da noi è stato mangiato letteralmente il territorio perché mancava una regola. Vedete, quando si parla per esempio del piano delle cave, oppure la legge sul turismo, la legge sul commercio, nel Veneto lo ricordiamo sempre a ogni incontro, perché ci sono i falsi amici e i falsi nemici. Vedete, il centrodestra è un falso amico per esempio del piccolo commercio, e magari la gente è intenzionata a votarlo, hanno una strana attrattiva, però se andate a vedere 3.300 metri quadri per 1.000 abitanti, il doppio della media europea di grande distribuzione. E dove sono gli amici se hanno fatto questo? E come fanno a votarli? Eppure c'è questa strana sirena che attrae verso il centrodestra, probabilmente perché anche loro non sanno le cose. Vedete, la legge sul turismo, anche questa sarebbe importante per il futuro del Veneto, prima regione turistica d'Italia, eppure parole, ho partecipato a 3 incontri io come assessore del Comune di Venezia, ancora 4-5 anni fa, non è stato fatto nulla. Vedete, ma tutte queste cose, ce ne sono delle altre, c'è per esempio il piano delle acque, e uno dice vabbè, ma le acque cosa vuol dire? Vuol dire una cosa importantissima per l'agricoltura, per un Veneto ecologico. Ebbene, è stato fatto il piano, ma non è seguito niente, è rimasto lettera morta. Tutte queste cose dicono che manca la programmazione. La programmazione è un atto democratico importante, perché quando si decide un piano vuol dire che ci partecipano anche i consiglieri di opposizione, ci sono le commissioni che lavorano, sono sentite le categorie. Non fare il piano vuol dire escludere tutti questi. Vi faccio un esempio solo, quello delle cave, perché viene bene, perché si capisce facilmente. Vedete, a paese Treviso, 22.000 abitanti, alle porte della città di Treviso, ci sono 29 cave e una buona parte di queste sono state fatte con questo criterio. Non c'era la programmazione, quindi si va in deroga. Cosa vuol dire in deroga? Che il cavatore compra un terreno, ottiene la deroga dalla regione e comincia a scavare. La provincia e il comune non sanno nulla. Vedete, anch'io quando ho scoperto queste cose ho scoperto un mondo diverso, ho capito come funzionano certe cose. E nel Veneto non c'è solo il discorso della non programmazione, che è la cosa fondamentale e importante per i cittadini, ma anche per gli imprenditori. Se sai dove va la tua regione, se sai che programmazione ha sul piano delle acque, se ce l'hai sul piano dei rifiuti, sai dove investire, hai alcune certezze, così non hai nulla. Ed è, se volete, la programmazione è la prima infrastruttura immateriale che è necessaria per governare e per fare economia in una regione. Nel Veneto non c'è niente di tutto questo. Ripeto, io stesso sono stato stupito e quando lo racconto vedo facce attonite, perché tutti pensano che invece sia stato fatto. Lo pensavo anch'io. Ma questo, vedete, vuol dire un'altra cosa fondamentale. Ho letto quello che diceva Piero sul discorso della possibilità di contrasto tra PDL e Lega. Vedete, è vero, ma c'è anche qualcosa di più profondo. Perché non le hanno fatte queste cose? Solo per un discorso di avere discrezionalità per fare il favore agli amici degli amici? No, perché sono inconciliabili. Vi può sembrare difficile da capire questo concetto. Vedete, hanno idee diverse su tutto. Hanno idee diverse su tutto. Il collante probabilmente, cosa scontata, è il potere. Ma vedete, se voi guardate a come concepisce il mercato il PDL, liberista, e la Lega, protezionista. E per quanto riguarda l'assetto dello Stato,
uno è unitario, specie la parte diciamo